A più di 2 mesi dall'alluvione che ha colpito anche il territorio di Asolo lo scorso 16 maggio, il Genio Civile di Treviso sta provvedendo a rimettere in sicurezza gli argini del Muson in diversi punti, pesantemente danneggiati dall'alluvione che ha provocato cedimenti e profonde frane lungo le sponde. In via Careggiate, lungo il fiume Muson, stanno proseguendo gli interventi da parte del Genio Civile della sezione di Treviso in somma urgenza, con un contributo di oltre 250.000 euro della Regione Veneto per il ripristino degli argini del fiume Muson che sono stati gravemente danneggiati in occasione dell'alluvione del 16 maggio che ha colpito pesantemente il nostro comune. Il Genio Civile era già intervenuto nel giorno successivo, il 17 di maggio, per ricostruire l'argine lungo la strada provinciale che collega Asolo al Casonetto, a Monfume e a Castelcucco, e sta ora proseguendo questi interventi lungo più punti del fiume. Dopo il 16 maggio il territorio asolano è stato colpito ancora nel giro di pochi giorni e poi di nuovo a fine giugno. Gli interventi in corso hanno l'obiettivo nei prossimi mesi di ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica di canali, argini, viabilità, smottamenti. Ci stanno lavorando, oltre al Genio Civile, anche la provincia di Treviso, la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica Piave. Nel tratto del Muson che attraversa Asolo si stanno consolidando le sponde ed eliminando i materiali franati dall'alveo. L'argine verrà sostanzialmente rifatto con la posa di pietrame di varie dimensioni per non trovarsi impreparati al prossimo nubifragio.